Buonasera a tutti. È mio compito dare il benvenuto a questa tavola rotonda dedicata alla storia dell'arte in Sardegna nei secoli della spada, quindi tra 300 e 400. Una tavola rotonda che avevo organizzato insieme alla collega che qui vedete collegata con noi, Nicoletta Ausai, collega del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari. L'argomento oggetto della nostra trattazione pomeridiana, di cui parleremo diffusamente in più di una relazione, rientra negli interessi di ricerca della cattedra di storia dell'arte medievale, appunto nel dipartimento appena citato dell'Università di Cagliari, dove il sottoscritto insegna storia dell'arte medievale nel corso di laurea in beni culturali e spettacolo e storia e critica dell'arte medievale nel corso magistrale di archeologia e storia dell'arte. Parleremo di storia dell'arte medievale principalmente, faremo costruire una griglia storica prima di poter dipanare un po' questa matassa storica-artistica di un periodo piuttosto complicato che recentemente ha attirato l'interesse di diversi ricercatori. La nostra trattazione privilegerà l'accezione dell'opera d'arte in qualità di merce, quindi come tale soggetta alle dinamiche di importazione, di produzione e scambio all'interno del mercato economico e culturale, a sua volta condizionato chiaramente dalla politica del territorio in questo particolare momento storico. Quindi evidentemente non potevamo prescindere da una periodizzazione storica, 300 e il 400, e soprattutto non possiamo discendere da una distinzione di manufatti, quindi opere d'arte, di importazione o di produzione locale. È importante dire, una questione di metodo, che nessuna cultura è interamente frutto di una creazione locale, è semmai il risultato di prestiti, di scambi, della circolazione di artisti e di opere d'arte. Prima di trattare questo lungo periodo storico, dal punto di vista principalmente storico-artistico, è necessario fare un brevissimo escursus, un breve passo indietro, ricordando che da un punto di vista degli studiosi l'intensificarsi della documentazione scritta a partire dall'undicesimo secolo consente di verificare la quadripartizione, la rivoluzione dell'isola, anche dell'anno 1000, anche in Sardegna, e anche nell'isola di Sardegna. Che viene quadripartita nei giudicati di Cagliari, che risulta quadripartita nei giudicati di Cagliari, Arborea, Torres e Gallura, organizzata secondo un assetto amministrativo che prevede dei giudicati, delle curatorie, anche un assetto ecclesiastico evidentemente diviso con 3 archidiocesi, un'altra diocesi dipendente direttamente dalla Santa Sede e relative diocesi suffragane. È importante dire che in questo particolare momento storico, per incrementare la cultura e al contempo ottenere anche la protezione da parte della Santa Sede, questi giudici, la massima autorità politica nella Sardegna, effettuano delle donazioni agli ordini benedettini che insediano le proprie fondazioni monastiche nell'isola. Parallelamente, in parallelo, le repubbliche marinarie di Pisa e Genova consolidano le proprie postazioni commerciali in Sardegna, giungendo ovviamente, come poi gli storici ben sanno e come ci illustrerà anche il professor Soddu, il quale parlerà dopo questa piccola parte, questa breve parte introduttiva. I giudici, le repubbliche marinarie appunto andranno a condizionare e interferire quella che è la politica interna ma anche estera di questi 4 giudicati. Accade ora, prima del momento storico
questo lungo momento, quello che noi abbiamo denominato i secoli della spada, caratterizzati da una grande belligeranza nell'isola di Sardegna, forse il punto di partenza lo possiamo ricondurre al 1297, quando Bonifacio VIII, il Papa, crea ex novo il Regnum Sardine et Corsice. È incurante appunto dell'oggettiva situazione in cui la Sardegna si trovava, che abbiamo delineato in maniera molto breve poc'anzi, lo infeuda, sintetizzando, a Giacomo II, re d'Aragona. Nel 1323 l'infante Alfonso sbarca nell'isola, dirige alla volta di Cagliari per stringere ad assedio, e poi 3 anni dopo il castello cagliaritano si consegnerà definitivamente. Ecco, così pare che si chiuda un ciclo di una civiltà artistica segnata principalmente da presenze italiche e soprattutto pian piano però alle rotte commerciali che facevano capo a Pisa e a Genova principalmente, verranno sostituite quelle mediterranee più vaste fra Napoli, la Sardegna e Barcellona. Questo è giusto per sintetizzare. Pian piano ai prodotti artistici del gotico italiano si sostituiranno quelli del gotico catalano, ma in realtà studiando questi fenomeni storico-artistici vediamo una sopravvivenza in questo di un linguaggio che va a formarsi, un linguaggio storico-artistico che va a formarsi in questo periodo di transizione. Un'età che si può più o meno circoscrivere tra il 300 e il 400 inoltrato, poi cambieranno molte cose, come vedremo dalle relazioni dei nostri studiosi che hanno dedicato la loro vita di ricercatori e continuano a dedicare le loro ricerche a questi argomenti. Ora io non ruberei più spazio ai relatori, fungerò più che altro tra una relazione e l'altra da punto di connessione e darei spazio al professor Alessandro Soddu, che ringrazio per la partecipazione a questa nostra tavola rotonda. Una tavola rotonda che è aperta anche al pubblico, che prevede un'interazione col pubblico che ci sta ascoltando grazie alla diretta Facebook di Unica, dove potrete fare le domande ai relatori che ci passerà la regia. Attraverso il canale YouTube di Unica sempre potrete seguire il nostro evento, farci delle domande alle quali risponderemo alla fine delle relazioni per completare e chiudere il cerchio di questa tavola rotonda. È possibile assistere anche dalla piattaforma Eventbrite, alla quale si sono iscritti molti interessati a questo argomento e che ringrazio a nome di tutti i relatori. Ora ritorniamo alla prima relazione, quella del professor Soddu, che è professore associato dell'Università degli Studi di Sassari, ha l'attività, l'organizzazione, la partecipazione di convegni nazionali e internazionali. La sua attività è principalmente concentrata sul basso medioevo, quindi sui secoli che hanno superato ormai la tarda antichità, quindi i secoli proprio interessati dalla nostra tavola rotonda. Il professor Soddu privilegia una chiave comparatistica in temi dei poteri signorili, dei processi e delle forme dell'insediamento urbano e rurale, come anche quelli delle strutture economiche, sociali e trasformazioni politiche e istituzionali. All'attivo numerose pubblicazioni, è un importante e conosciuto studioso a livello internazionale. Tra le pubblicazioni, non stiamo qui a elencarle tutte, ne privilegiamo una, un lavoro monografico
di notevole importanza, dedicato alle signorie territoriali nella Sardegna medievale, i Malaspina tra il secolo XIII e XIV secolo. Proprio il XIV secolo, proprio dal XIV secolo partirà la sua relazione dedicata alla Sardegna di 3 e 400, nel momento in cui momento storico particolare dove l'isola dei giudicati lascerà il posto a un nuovo mosaico di poteri. Ma non, professor Soddu, non le rubo più tempo, a lei la parola. Grazie. Grazie al professor Pala e ringrazio anche la professoressa Usai per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda, e saluto tutti i colleghi e tutti gli studenti, ascoltatori, youtubers, collegati, insomma, che avranno piacere di seguire questa nostra conferenza, tavola rotonda. Insomma, e vengo subito al dunque. Credo che potrà essere messa in condivisione, ecco, uno schema che ci può aiutare nella comprensione di questo breve quadro introduttivo sulla Sardegna di 3-400. Come tutti sanno, qua evidenziate, si possono individuare delle sottofasi marcate dalla crisi o scomparsa di alcuni degli attori in campo, le signorie territoriali, il giudicato di Arborea, senza che tuttavia questo alteri la sostanziale omogeneità delle stesse tre fasi. Il primo periodo, che chiameremo della Sardegna tra XIII e XIV secolo, grosso modo dal 1272 al 1325, è caratterizzato dal mosaico di poteri subentrato alla plurisecolare quadripartizione dell'isola in giudicati. Dominante è la posizione di Pisa, sia per il controllo diretto di Castel di Castro e degli ex giudicati di Cagliari e Galluga, sia per l'influenza esercitata sul comune di Sassari, almeno fino al 1288, sulla signoria dei Della Gherardesca e anche inizialmente su quella dei Malaspina, nonché soprattutto sul giudicato di Arborea. Alla sfera di influenza genovese sono da ricondurre invece la signoria dei Doria e dal 1288 quella di Malaspina e il comune di Sassari, che si confedera nel 1294 con il comune di Genova. Tratti comuni a tutte queste esperienze giudicali, comunali e signorili sono l'incastellamento e o l'urbanizzazione, connessi ad un'intensa attività edilizia in ambito civile, militare e religioso, accompagnati dall'epigrafia monumentale, la dinamizzazione dell'economia e la sua proiezione sui mercati tirrenici, la mobilità geografica e sociale, pur a fronte della diffusa persistenza della manodopera servile, l'aumento delle scritture, soprattutto diremmo l'emanazione di statuti, e la diffusione del notariato, un notariato che è anche locale. Ancora, l'espansione degli ordini mendicanti, il rafforzamento del clero diocesano, aspetto questo poco esplorato dalla storiografia, al quale è connesso lo sviluppo, in alcuni casi, di vere e proprie signorie ecclesiastiche. Infine, la crisi degli ordini benedettini. Il secondo periodo, che chiameremo della Sardegna tra XIV e XV secolo, grosso modo dal 1325 al 1450, è segnato dall'entrata in scena della corona d'Aragona. Potremmo dire che fino a circa la metà del 300 il regno di Sardegna e Corsica, forte di una rete di alleanze tessuta a partire dai primi del XIV secolo, con Malaspina, Doria e Arborea, vada semplicemente ad aggiungersi e integrarsi, per così dire, nel quadro precedente, prendendo il posto, in senso stretto, del comune di Pisa, relegato alla titolarità feudale di alcune curatorias, e che il vero punto di svolta sia rappresentato dalla rottura dell'alleanza tra catalano-aragonesi e giudicato d'Arborea, verificatasi nel 1353. Tuttavia, alcuni profondi mutamenti sul piano politico e su quello istituzionale e culturale in senso lato, come il ridimensionamento di Pisa, delle signorie territoriali del comune di Sassari,
le politiche di catalanizzazione di Cagliari e parzialmente di Sassari, la ripartizione feudale delle aree rurali, giustificano l'idea di collocare nel 1325 già la cesura rispetto al precedente periodo. Certo, lo scontro tra il Regno di Sardegna e Corsica e il Giudicato di Arborea caratterizza una lunga e distinta stagione che vede quali protagoniste le due entità politico-territoriali insieme ai Doria, confinando progressivamente nel ruolo di comparse o facendo direttamente sparire dalla scena gli altri attori. Un secolo, quello compreso tra metà 300 e metà 400, in cui sono da evidenziare da un lato la conquista e il ripopolamento di Alghero da parte del re d'Aragona e la catalanizzazione del clerosale, dall'altro la grande espansione arborense, capace di mettere all'angolo e quasi sconfiggere l'antagonista iberico. Ma si tratta pur sempre dello stesso sistema di poteri e di valori, destinato a conoscere una significativa riarticolazione solo a conclusione del lungo confronto armato, con la liquidazione del Giudicato di Arborea prima, nel 1420, e della Signoria dei Doria poi, nel 1448. All'interno di questa corposa fase storica trovano spazio, oltre a quanto si è già accennato, fenomeni nuovi e di vasta portata, come le pestilenze della seconda metà del Trecento, col conseguente diffuso spopolamento o abbandono di numerosi centri rurali, i villaggi, o ancora le prime assise parlamentari del Regno di Sardegna, 1355 nel 1421, nelle quali le istanze dello stamento reale guardano sia alla salvaguardia dei privilegi delle città, costituiscono appunto questo stamento, e lo fanno da un punto di vista locale, ma anche in connessione, specie per Cagliari e Alghero, con la madrepatria. Nel contempo vi si può rilevare la persistenza o lo sviluppo di fattori già peculiari della fase storica precedente. 3 temi su tutti. Il ruolo del lavoro servile, nonostante la vulgata storiografica della, aperte virgolette, definitiva scomparsa del servaggio, chiuse le virgolette, che evidentemente non è tale, fonti alla mano. Oppure la codificazione del diritto arborense e la sua vigenza anche dopo il 1420 nei territori feudali del Regno di Sardegna. Ancora l'esistenza di fazioni politiche in ambito urbano. Nel terzo e ultimo periodo, che chiameremo della Sardegna del pieno 400, quindi dal 1450 alla fine del secolo, si compie una vera e propria trasformazione rispetto al quadro precedente. Al definitivo successo dei catalano-aragonesi segue, in realtà già dal 1421, l'infeudazione, una nuova ondata di infeudazioni, di una parte consistente del territorio del Regno di Sardegna, rimanendo sotto la diretta amministrazione regia solo alcuni distretti e soprattutto, sia pure in tempi e modi diversi, le 7 città dell'isola: Cagliari, Sassari, Alghero, Castelgenovese, Villa di Chiesa, Oristano e Bosa. Si costituiscono così grandi e piccole signorie rurali, non senza contrasti, rivolte interne, contese interbaronali, bandos feudali, e con un progressivo assestamento della nuova geografia feudale. Alla fine del secolo si contano complessivamente 36 feudi assegnati a titolari iberici, ma anche sardi. Significativamente, la carica viceregia è a lungo occupata da membri dello stamento feudale, che peraltro si convoca autonomamente fuori dalle sessioni parlamentari, nel 1446 e nel 1452. È proprio nell'ambito di una guerra feudale che si colloca lo scontro, poi tintosi di colori solo apparentemente nazionalistici, tra il marchese di Oristano Leonardo Alagon da una parte e il viceré Nicolau Carros dall'altra, iniziato nel 1470 e conclusosi con la vittoria aragonese a Macomer nel 1478 e la soppressione del marchesato di Oristano. Il secondo 400 sardo è dunque segnato dal rafforzamento della monarchia iberica,
nelle città e nelle campagne, senza che questo impedisca lo sviluppo di una vivace dialettica, ma anche di episodi di rivolta, come a Sassari nel 1480. Dialettica, dialogo e dialettica tra potere centrale da una parte e realtà urbane e feudali dall'altra, che trova spazio e voce nei parlamenti di fine secolo. Il consolidarsi degli apparati di potere, regio, municipale, feudale, ecclesiastico, apre una nuova stagione dell'edilizia monumentale, arricchita da un rinnovato panorama artistico, agevolata questa stagione dalla generale ripresa post-bellica e post-epidemica. La conquista aragonese del Regno di Napoli nel 1442 inserisce infine la Sardegna e soprattutto Cagliari in una rete commerciale internazionale, il cosiddetto Commonwealth catalano-aragonese, che abbraccia tutte le sponde del Mediterraneo. La copiosa documentazione, in gran parte ancora inedita o poco studiata, getta ampia luce sui tessuti istituzionali, economici, sociali di tutti i corpi che componevano il regno, vedendo anche l'affacciarsi delle prime espressioni narrative di taglio storiografico e letterario, prevalentemente di tema agiografico. Se volessimo guardare più da vicino e cercare di capire meglio questo lungo periodo della storia sarda, magari evitando di affidarci alla tradizionale lettura attraverso i macroeventi e la contrapposizione tra dominanti e dominati, potremmo concentrare la nostra attenzione su alcuni temi e su alcuni soggetti particolarmente significativi, alcuni dei quali sono stati in parte già evocati, come ad esempio le realtà urbane e quelle castrensi, per coglierne la complessità politico-sociale e comprenderne il ruolo nei processi economici, sia locali che tirrenici o mediterranei. Oppure potremmo analizzare il mondo della dipendenza servile, tenacemente presente in ambito rurale ma anche urbano. Oppure ancora potremmo dedicarci a temi classici, per così dire, ma ancora di grande interesse, come la diffusione e il funzionamento delle signorie di matrice feudale, o meno battuti, come quello delle realtà interne al giudicato di Arborea, che tendiamo a vedere un po' mitizzare, no? Nella sua compattezza. Scopriremmo appannaggi, tensioni interne alla casa regnante, feudalesimo, fazioni politiche urbane, la questione dei barbaricidi, il ruolo dei centri minori. O infine potremmo riflettere sullo stato della cultura ecclesiastica e laica nell'isola in termini di circolazione di uomini e di testi, della formazione di un ceto di intellettuali locali, notai ma non solo, e del relativo riflesso nella produzione scritta, che è una produzione in sardo, in italiano, in castigliano, in catalano, e non esclusivamente di tipo documentario. Abbiamo accennato alle prime espressioni narrative letterarie, pensiamo al Libellus Iudicum Turritanorum, alla memoria della Scosa Schenaquintessivo, eccetera, eccetera, oppure alle opere di Antonio Cano. Sarebbero probabilmente queste le chiavi di lettura più appropriate per contestualizzare gli episodi artistici e comprenderne meglio committenza e collocazione, al di là degli aspetti più squisitamente tecnici, che ovviamente permettono in sé di tracciare modelli, saperi, gusti e mercati, come giustamente ha sottolineato Andrea all'inizio, di più vasta portata. Tutti temi, naturalmente, sui quali lascio la parola ai colleghi storici dell'arte e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie Alessandro per questo tuo intervento molto importante che, ripeto, ricostruisce un mosaico di poteri complessi, di rapporti politici. Forse le tue domande, queste ultime domande che fai, dovremmo cogliere tanti storici dell'arte, non nell'analisi semplice del manufatto a sé stante, di questione di stile o di forma, ma in un contesto molto più ampio e di portata culturale molto più densa. Ora io, prima di dare la parola, poi riprenderemo anche questi argomenti, ripeto che il pubblico da casa
può fare delle domande attraverso il canale Facebook, può seguire l'intervento attraverso il canale YouTube di Unica e il canale, la piattaforma Eventbrite, alla quale molti di voi si sono iscritti. Prima di dare la parola a Nicoletta Usai, vorrei salutare il professor Fabio Massaccesi, che ci ha raggiunto soltanto ora perché è impegnato in altra sede convegnistica. Poi gli daremo la parola in una scaletta che prevede il suo intervento e ve lo presenteremo in maniera più compiuta dopo l'intervento della professoressa Nicoletta Usai. Ciao Fabio, grazie della tua partecipazione. Quindi Nicoletta, con la quale la collega Nicoletta Usai, che abbiamo condiviso tante esperienze, condividiamo tante esperienze di ricerca nella cattedra di storia dell'arte medievale. La professoressa Usai è ricercatrice di storia dell'arte medievale, afferisce anch'essa al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali della Facoltà di Studi Umanistici. È una studiosa conosciuta in ambito regionale, ma anche in ambito nazionale. I suoi interessi di ricerca sono rivolti alla pittura, anche all'architettura medievale nell'area dell'Alto Tirreno e della penisola iberica, con una predilezione e una particolare attenzione al ruolo della committenza, agli aspetti iconografici. La committenza in particolare ha dedicato alcuni interessanti articoli anche pubblicati in riviste internazionali. Tra le numerose pubblicazioni conosciute sicuramente agli studiosi, ma anche a un pubblico più vasto, ricordiamo una pubblicazione che si cala pieno nella tematica di questa nostra tavola rotonda, ovvero sia La pittura nella Sardegna del Trecento, edita da Morlacchi nel 2018. A questa si aggiungerebbero altre pubblicazioni, ma molti di voi già la conosceranno, quindi non rubo più tempo alla professoressa che ci parlerà della pittura su tavola nella Corona d'Aragona tra 3 e 400, relazioni e interazioni. Ecco qui il rapporto tra l'isola e il resto dell'area mediterranea, tra la Sardegna, la penisola italiana e i territori iberici. È un momento particolare in cui la società, soprattutto in alcune zone, in alcune aree dell'isola, pare che si finanzi anzi si finanzia sicuramente, non pare, la realizzazione di opere d'arte, di manufatti artistici, forse è più prudente dire, manufatti artistici di altissimo livello. Ha la parola alla professoressa Nicoletta Usai. Grazie mille, grazie al collega e amico professor Andrea Pala, ringrazio i colleghi che sono intervenuti, che hanno accettato di condividere con noi questa tavola rotonda. Il mio intervento oggi cercherà rapidamente di darvi conto di quelli che sono i risultati di una ricerca che ho condotto e che sto conducendo, risultati che sono ovviamente preliminari rispetto ai temi che poi vedrete vi proporrò. Vi mostro anche la mia presentazione che dovreste vedere. Ok. Dunque, il tema che vado ad affrontare rapidamente, perché insomma ovviamente i minuti sono pochi, quindi cercherò di essere molto sintetica, è quello della pittura su tavola, quindi trattiamo di manufatti mobili, di opere d'arte mobile che si potevano spostare, potevano circolare, erano delle merci, come si diceva precedentemente, che si collocano dal punto di vista cronologico tra il 300 e il 400, opere d'arte che si collocano geograficamente in Sardegna oggi, cioè sono oggi qua in Sardegna, ma in alcuni casi, lo vedremo, non siamo in grado di capire se e come siano arrivati qua. Questo è uno dei principali problemi di questa ricerca. Abbiamo infatti, per quanto riguarda il XIV secolo, il 300, pochi documenti relativi alle opere che oggi possiamo vedere, possiamo ricondurre a quell'arco cronologico. L'unico forse manufatto abbastanza chiaramente collocabile anche dal punto di vista della committenza è il Politico di Ottana, che vedete nell'immagine,
i cui committenti sono Mariano, il Donnicello, e Silvestro, il vescovo di Ottana. L'opera è collocabile cronologicamente fra il 1338 e il 1339, ma di quest'opera vi parlerà il collega Alberto Virdis, quindi io non mi soffermo ulteriormente. Se dunque di quest'opera abbiamo tutto sommato alcuni puntelli cronologici, riusciamo a collocarlo appunto diciamo poco prima della metà del XIV secolo, non abbiamo invece altre indicazioni relativamente alle opere che vi mostro adesso, a partire da questo San Domenico, che oggi è a Ploaghe, che è una porzione di un politico, quindi una parte di un'opera più grande che è stata, vedete, tagliata in alto ai lati. Ho anche questa Madonna con bambino e il committente, che si trova oggi nell'altare maggiore del Duomo di Sassari, del Duomo di San Nicola, definita Madonna del Bosco, diciamo, dalla letteratura. Ho anche ancora del Dossale, forse una delle, insieme al Politico di Ottana, una delle opere più note, diciamo, di questa tipologia nella Sardegna trecentesca, il Dossale con Madonna, Bambino e Santi, oggi custodito al Museo Diocesano Arborense, è in antico, secondo il canonico Spano, quindi secondo la letteratura ottocentesca, custodito nella Cattedrale di Santa Giusta, ma di fatto di questa collocazione non abbiamo nessuna attestazione, se non quello che ci dice appunto il canonico Spano. Le opere che vi ho mostrato hanno la caratteristica di essere sostanzialmente prive di documentazione, quindi non riusciamo a capire quali siano stati i committenti, quali siano state le motivazioni che hanno portato all'arrivo di queste opere in Sardegna, e non riusciamo neanche a capire quando sono arrivate in Sardegna, quindi c'è anche la possibilità che queste siano arrivate in un momento successivo rispetto alla loro realizzazione. Andando avanti, altra opera che ha questa fattispecie è il Trittico dei Libri, custodito alla Pinacoteca Canopoleno di Sassari, un'opera veramente rilevante, lo vedete, insomma, sembra piccola, in realtà è di dimensioni abbastanza ragguardevoli. Anche di quest'opera non abbiamo documentazione. E ancora un'opera veramente poco conosciuta, sempre porzione di un politico più grande, questa cuspide che rappresenta una crocifissione, che è custodita all'interno della chiesa di Santa Maria del Regno di Ardara. Come potete notare, la situazione conservativa di queste opere è molto differente, ci sono alcune opere che sono meglio conservate, altre opere che invece hanno uno stato di degrado maggiore. Quello che accomuna tutti questi manufatti, come vi dicevo, è che non abbiamo documenti. Ci troviamo quindi a dover fare delle considerazioni rispetto a queste opere soltanto con l'analisi storico-artistica, quindi con una comparazione con altre opere. Quello che desumiamo è che queste opere testimoniano il legame dell'isola ancora con la penisola italiana e con i fatti artistici che accadevano nella penisola italiana nell'arco del XIV secolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che verosimilmente queste opere devono essere state importate, supponiamo, nel XIV secolo in Sardegna, e il legame della Sardegna, che avete visto come ha tratteggiato il professor Soddu prima di me, nel XIV secolo non era certamente un'entità monolitica, ma era veramente molto, molto sfaccettata dal punto di vista delle strutture istituzionali che c'erano al suo interno. Quindi queste opere sono state evidentemente pagate e presumibilmente portate dalla penisola italiana nella nostra isola. Il legame è sicuramente con l'area toscana, con insomma, la pittura più in generale di area toscana, è un dato molto importante, perché evidenzia come la Sardegna non fosse sicuramente nel Trecento una situazione, un'area geografica periferica, non era sicuramente come dire, un luogo isolato dal resto dell'area tirrenica, e lo vedremo anche dal bacino mediterraneo. Un dato interessante è che, se per le opere, diciamo, di scuola italiana, ecco, se vogliamo dire così, abbiamo le opere ma non abbiamo i documenti, per quanto riguarda invece le attestazioni delle opere provenienti dalla penisola iberica nel Trecento, abbiamo i documenti ma non abbiamo le opere.
E quindi abbiamo, vedete, documentato, come vedete nell'immagine, nel 1323 a Castel de Caglier un pittore barcellonese, Bartomeu Lunel. Abbiamo un altro, Guillem, Magister Opere, che viene attestato sempre in Sardegna. E ancora l'attestazione estremamente interessante di un'opera, di un dipinto su tavola, un retablo, chiamato retablo perché i dipinti su tavola di scuola iberica avevano questa denominazione, quindi un dipinto su tavola a vari scomparti che viene fatto eseguire nel 1364 per la cattedrale di Cagliari, un retablo che raffigurava i santi Gabriele e Antonio. Ecco, di quest'opera non abbiamo assolutamente nessuna traccia, così come di nessun'altra delle opere che sono attestate nei documenti e che sappiamo erano nella Sardegna nel 300 e provenivano, erano stati fatti da artisti iberici. Quindi cosa possiamo desumere da questo primo ragionamento? Che la Sardegna del 300 non era assolutamente un'entità monolitica, non c'erano soltanto opere di scuola italiana, c'erano opere di tante tipologie, come c'erano pittori e maestranze di varie tipologie che evidentemente arrivavano e venivano, come dire, pagati e a seconda del committente facevano opere di un tipo o di un altro. La prima opera che è nota, che ci è nota, che testimonia invece un'inversione di tendenza è il retablo dell'Annunciazione. Lo vedete già osservando la struttura di quest'opera rispetto a quelle precedenti, vedete che qualcosa cambia. È un'opera databile intorno al 1410, ascritta abbastanza univocamente a Joan Matés, un pittore appunto, un pittore iberico, opera che stava nella chiesa cagliaritana francescana di San Francesco di Stampace, in particolare nella Cappella de' Doni. Molto importante conoscere il committente, sappiamo che era questa importante famiglia, la famiglia de' Doni, importante anche sapere dove stava. La chiesa di San Francesco di Stampace è ormai distrutta, prima che venisse demolita il canonico Giovanni Spano ha portato via tutte le opere che erano al suo interno. Il canonico Spano vede quest'opera nel XIX secolo e la vede ancora intera. Oggi evidentemente la vedete molto frammentaria, una parte, la predella è intera, per il resto è abbastanza lacunosa, però ci interessa perché ci testimonia proprio l'arrivo, cioè la presenza finalmente, come dire, fisica anche, di opere di gusto diverso da quelle che abbiamo visto finora, quindi un orientamento che inizia a cambiare. Orientamento che è confermato anche da un'altra opera di qualche decennio successivo, il retablo di San Martino, che è custodito oggi nell'Antiquarium Arborense di Oristano, datato in maniera non concorde o agli anni 10 o fra gli anni 20 e 30 del 400, retablo di San Martino che vedete è costituito da due tavole e che testimonia anche in Sardegna la presenza diciamo di un linguaggio pittorico orientato verso il gotico cortese, quindi anche questo è un dato estremamente interessante. L'ultima opera di cui vi parlo in questa mia breve panoramica, in questa mia breve trattazione, è l'ultima opera che noi conosciamo, che testimonia il legame di questo tipo di manufatti con la penisola italiana, una Madonna con bambino ascritta ad Alvaro Pirez, un pittore iberico ma che lavora in Toscana, che ha quindi diciamo una forte vicinanza con la pittura italiana, con la pittura di area italica, una porzione di un'opera più grande che proviene dal chiostro di San Domenico a Cagliari, opera che appunto datata intorno agli anni 30 del 400, quindi coeva più o meno coeva alle due opere che abbiamo visto precedentemente, che appunto è l'ultima, diciamo, propagine della pittura diciamo, di scuola italiana in Sardegna. Poi, come vedremo nell'intervento del collega Mauro Salis, il gusto cambierà, ci saranno opere decisamente orientate verso la tipologia di dipinti su tavola di scuola iberica, i committenti
i committenti cambieranno e tuttavia ci sono ancora altri dati di questo periodo che inducono a continuare a ricercare, a studiare. Per esempio la presenza di attestazioni nei documenti quattrocenteschi di pittori di origine sarda, di cui abbiamo appunto i nomi: Pietro Pericone, Bartolomeo de Grimaldo, Bartolomeo Sardo, Ambrogio Salari. Di questi ancora una volta abbiamo i nomi, ma non abbiamo le opere, non riusciamo ad individuare le opere. Ecco, quindi quella che è stata, diciamo, una ricerca che è iniziata con lo studio della pittura del Trecento in Sardegna, adesso in realtà si amplia e si apre, diciamo, uno studio un pochino più, insomma, più articolato e più argomentato, che non veda appunto il Trecento come un secolo che poi, diciamo, subisce un taglio alla fine del Trecento, si chiude tutto. No, in realtà è una situazione in divenire che necessita di essere puntualizzata, di essere precisata meglio, perché lo abbiamo visto, abbiamo o documenti senza opere o opere senza documenti. Ecco, questo è a mio avviso una pista di ricerca molto interessante che spero di poter continuare ad approfondire e che spero che vi possa aver interessato. Vi ringrazio. Grazie Nicoletta per questo tuo importante intervento che pone le basi proprio per un florilegio delle opere più importanti che si trovano in Sardegna. Bisogna sicuramente rigettare l'idea di un mercato chiuso, rigettare l'idea della presenza di una sola tipologia di opere d'arte condizionate da una sola cultura iberica rispetto a una cultura italica, giusto per generalizzare. Hai dipinto uno scenario sicuramente variegato, citando anche le fonti scritte, ovviamente, che citano le opere che ora non abbiamo più. Poi gli storici dell'arte, lo sappiamo, studiano i fantasmi e le tracce sono sulle fonti scritte. Le fonti scritte, non solo quelle coeve, ma anche quelle successive, possono aiutare noi storici dell'arte a ricostruire quello comunque che esisteva appunto nei secoli interessati dalla nostra ricerca è oggetto di questa tavola rotonda. Hai seguito un percorso sostanzialmente diacronico, cronologico, e ora ci spostiamo col nostro ospite, comunque che fa parte del nostro gruppo di ricerca sostanzialmente, dove condividiamo esperienze in diversi convegni. Io saluto ancora il professor Fabio Massacesi. Ciao Fabio. Grazie per l'invito. Grazie davvero. Grazie a te, perché non hai il dono dell'ubiquità, altrimenti ti inviterebbero anche in un altro convegno. È impegnatissimo in questo periodo il professor Massacesi, lo ringraziamo davvero per aver accettato. Sono molto contento di essere qua io. Perché la sua testimonianza è molto, molto importante. Il professor Massacesi lavora all'Università degli Studi di Bologna, dove svolge l'attività di ricerca nell'ambito della storia dell'arte medievale. I suoi interessi di ricerca sono rivolti in particolare allo studio della committenza, dei contesti architettonici, oltre che dell'iconografia, in un arco cronologico che va appunto dal XII secolo fino al XV secolo. In particolare si è interessato in diverse circostanze, anche in pubblicazioni importanti, sulla pittura tra Emilia e Romagna. Di recente ha affrontato il filone di studi che approfondisce gli assetti spaziali degli interni delle chiese in età medievale, con particolare riguardo alla ricostruzione documentale dei tramezzi. Ecco qui che ricordavo come gli storici dell'arte siano utilissime e fondamentali le fonti per ricostruire, quindi la documentazione scritta non necessariamente coeva, penso alle visite pastorali o penso a tante altre fonti che possono aiutare, che aiutano lo studioso a ricostruire la storia attraverso una particolare tipologia di fonte che è l'opera d'arte. Ora, nel 2019 ricordiamo che
ha organizzato un importante convegno internazionale, Spazi del Sacro, nell'Italia medievale, che ha avuto un grande successo, direi. Ho avuto l'onore di essere tuo ospite, ancora ti ringrazio, ho imparato tanto da quel convegno. Ora non rubo più tempo al relatore, al quale do la parola. Ci parlerà del 300 in Emilia-Romagna, Rimini e Bologna tra giottismo e anti-giottismo. Un titolo interessante che già appassionati di pittura fremono e penderanno dalle tue labbra. Una cosa che voglio aggiungere, poi non rubo veramente più tempo, è che forse ci parlerà di quel Giovanni da Rimini, operoso nella sua città nello scorcio del XIII secolo, prima del trentennio del XIV secolo, no? Fondatore della scuola riminese, capostipite della scuola riminese. E forse ci darà qualche anticipazione della mostra che mi sa verrà inaugurata proprio domani. Grazie Fabio, a te la parola. A te per questa generosa presentazione. Una cosa tecnica per dividere il mio schermo, per condividere il PowerPoint, perché non trovo il comando. In basso centrale il pulsante rosso, condividi schermo. Ah, condividi schermo, sì, adesso improvvisamente mi sono imbranato, ok. Perfetto, allora condividi, perché di solito uso... credo che voi riusciate a vedere la condivisione del mio desktop. Adesso ingrandisco il PowerPoint e ci dovremmo essere. State vedendo? Perfetto, grazie. Allora no, dicevo, a parte per questa mia defiance, scusatemi, no, vi ringrazio moltissimo dell'invito, ringrazio te anche per questa generosissima introduzione. Anch'io ovviamente rimarrò nei tempi, visto che i colleghi sono stati ineccepibili, e voglio anche rallegrarmi e congratularmi con chi mi ha preceduto, perché hanno entrambi tagliato perfettamente e centrato questa tavola rotonda di assoluto interesse, quindi sono davvero onorato di farne parte. E cercherò quindi in qualche modo anche di tener conto delle sollecitazioni anche di Alessandro Soddu, che ha tratteggiato così bene come dire, la periodizzazione storica della Sardegna. E quindi capite bene che all'interno della Sardegna, contemporaneamente a quanto avveniva e politicamente anche in Sardegna, a cavaliere tra XIII e XIV secolo, ci ritroviamo a Rimini, appunto in Emilia-Romagna, un'Emilia-Romagna che ha due grandi centri, due grandi poli, che in realtà come dire, si danno la staffetta. Ecco, il centro di Rimini è quello che si avvia proprio a cavaliere tra XIII e XIV secolo e prende l'avvio in qualche modo la cosiddetta scuola riminese, tra virgolette, perché poi è una etichetta in qualche modo anche sbagliata, con il Tempio Malatestiano oggi, ma che era in realtà la chiesa di San Francesco. Quindi quando appunto i mendicanti arrivano in città, e vedete anche le fasi costruttive, quindi quello che vediamo oggi è ovviamente un edificio completamente riallestito da Leon Battista Alberti. E all'interno però c'è ancora la grande croce, la Crux de Media Ecclesiae di Giotto, che tutti noi conosciamo. Ecco, da questa scintilla parte una scuola straordinaria che, come dire, ha appassionato anche la critica durante il corso del Novecento, ovviamente. E una croce però che in qualche modo testimonia di un passaggio importante che si colloca nel 1299 probabilmente, per molte ragioni, e che doveva essere però anche l'esito di una decorazione dell'intero edificio, come ci tramanda anche Vasari. Vasari lo cito adesso perché comunque sarà importante, perché come Vasari cita le cose giottesche riminesi, invece crea una damnatio memoria per i bolognesi, ecco, perché Bologna, vedremo, è totalmente antigiottesca, almeno in una primissima fase. Poi in realtà, come dire, si ha una fase di cosiddetto neogiottismo. E certo che da questa croce, e vedete la differenza, è quindi in qualche modo un salto in avanti e senza ritorno rispetto a quella che era la tipologia bizantina, era il modo di scavallare in qualche modo il corpo morto
dell'arte bizantina e in qualche modo riaccendere quella che appunto lo stesso Vasari diceva, rimutare la pittura dal greco al latino. Quindi vedete alcuni dettagli, esito anche di una campagna fotografica molto recente, e vedete quindi il salto di qualità di Giotto nel territorio, quindi non tanto quello che si studia sempre nei manuali, quindi l'Umbria, ovviamente Assisi, eccetera, ma vedete cosa si dipingeva prima in Romagna. Questo è il maestro, cosiddetto il maestro di Forlì. Ecco, quindi si passa da uno stile come questo allo stile appunto di Giotto, che apre a tutta una serie di autori, Giovanni da Rimini, Giuliano da Rimini, Pietro da Rimini, una generazione che, come dire, infiamma la Romagna e parte anche delle Marche e del Veneto per esaurirsi in realtà molto rapidamente, entro il 1350. E come dicevo, si darà la staffetta alla scuola bolognese. E qui vedete Giovanni da Rimini, come introduceva anche l'amico Pala, con la croce di Mercatello, molto recente, molto precoce. Vedete che segue la carpenteria di Giotto, e che proprio domani sarà oggetto di questa mostra L'oro di Giovanni, il restauro della croce di Mercatello al Trecento Riminese, perché è stata restaurata, perché come vedete da questa foto prima del restauro era completamente tarlata, quindi si sono trovati fondi, quindi è stata l'occasione anche poi di ristudiare non solo questo oggetto ma anche altri, e come ci diceva Andrea anche è stata l'occasione per ripensare anche queste croci nel contesto, e quindi studiare, mi sono occupato in particolar modo degli aspetti spaziali delle croci monumentali. Vedete che qui siamo di fronte ad un maestro, il cosiddetto maestro del coro di Sant'Agostino, quindi chiesa mendicante agostiniana, che come dire in qualche modo ricalca entro il 1318 l'esempio di Giotto. Ecco, questa è la miniatura di Neri da Rimini, con la quale si data precocemente la croce di Giotto, perché è firmata 1300 e dunque datata 1300 e firmata, e dunque si è sempre messa in relazione con la parte sommitale della collezione Jekyll, che doveva appunto stare sopra la croce di Giotto, come tutti noi sappiamo. Queste sono le personalità che vi dicevo prima, Giovanni, Giuliano, che in un arco temporale piuttosto ampio declinano in qualche modo la lezione di Giotto a Rimini, e espandendosi, come dicevo, anche seguendo gli insediamenti mendicanti, la Romagna, le Marche, dicevo, è parte del Veneto. E quindi chiudendosi un po', visto per rimanere nel tema della nostra tavola rotonda, chiudendosi agli aspetti, come dire, alle varie influenze esterne. Eccezion fatta, se influenze esterne si può dire, dei veneziani, che poi premeranno molto e vinceranno anche sui riminesi. Qui vi faccio vedere degli altri esempi. È sempre Giovanni da Rimini che in qualche modo, come vedete, stilisticamente media la sua cultura ancora con un piede nell'arte bizantina, e invece la nuova cultura, come dire, occidentale, se così vogliamo dire, inaugurata da Giotto. E quindi le sue prime opere sono opere che in qualche modo mediano. Quindi vedete ancora una tavola sempre di Giovanni da Rimini che utilizza un'iconografia ancora di tipo bizantino. Vi faccio vedere degli altri esempi molto rapidamente. Vedete proprio anche come l'impaginazione, che ricorda ancora cose precedenti, o ancora in questa iconografia della Natività, che richiama proprio un avorio, ma nello stesso tempo con un'apertura, è vero, a quello che Giotto evidentemente aveva lasciato a Rimini. Giovanni molto probabilmente poteva essere stato un aiutante sui punteggi di Giotto in San Francesco. Qui invece siamo nella chiesa di Sant'Agostino, la vedete dall'alto. Nel 1916 c'è un enorme terremoto che disvela nel campanile, nella cappella del campanile e nella parte absidale degli affreschi con i quali un po' si inaugura la pittura, gli studi sulla pittura riminese del Trecento. Qui vedete la cappella a Corno Vanzelli,
dell'edificio, sempre di Giovanni, che probabilmente hanno un antequem del 1301 e quindi probabilmente del 1303, scusate, quindi sono molto precoci e sono, come vedete, un riflesso di Giotto. Ne riconoscete esattamente anche, diciamo così, l'impaginato di stampo Assisiate. Vi faccio vedere degli altri bellissimi esempi dove Giovanni, permettetemi di dire, sembra persino più bello di Cavallini, a tratti. Forse questo è campanilismo da parte mia. Queste sono le committenti, guardate l'impaginato, e i dettagli straordinari con una freschezza di pittura che ricorda persino un atteggiamento, diciamo così, classico in qualche modo. Guardate, ecco, appunto, mi piace appunto far vedere il confronto con Assisi e anche questi impaginati. Certo, di qua prendo la Cappella Scrovegni, ma siamo alla fine in una fase che ha Cavaliere. Guardate anche questi esiti straordinari tra il capitolo di Padova e questi esempi, sempre della Cappella Corno Evangeli, con questa freschezza appunto di dipinti. Ma nello stesso tempo, dicevo, un artista che guarda ancora una volta alle iconografie di un'arte che si era sedimentata nelle Romagne, prima ancora appunto della rivoluzione giottesca, come qui vedete. Altri esempi, questo è il timpano sempre dello stesso edificio, quindi andrei molto avanti, e questa è la grande croce che avete visto prima, un ricalco di quella di Giotto che doveva stare sul tramezzo di questa chiesa, che tra l'altro ho ricostruito più. E questo è un vecchio disegno, mentre sono riuscito a ricostruirlo tramite i documenti. Questa è un'altra personalità che è il fratello di Giovanni, è Giuliano, e con questo dossale datato di Boston, datato 1307, un pittore che guarda Giotto, grazie anche al fratello, ma come dire capisce un po' meno la rivoluzione della giottesca, e invece è un po' più calligrafico, come vedete. Il maestro del coro, di cui abbiamo visto la croce, che esegue invece il catino absidale, quindi cronologie anche diverse. Siamo qui entro il 1318, siamo negli anni 20, insomma, in qualche modo, e questo artista, ve lo scorro molto rapidamente, anche perché il tempo è poco, questo artista, come vedete, ha un'accelerazione gotica per la quale apre ad un'altra grande personalità del Trecento, che è invece Pietro da Rimini. Pietro da Rimini, che vedete è così disarticolato in qualche modo, così in qualche modo è giottesco, ma nello stesso tempo guarda anche ai Lorenzetti, quindi deve essere stato ad Assisi. Insomma, è ormai diciamo così, un giottismo più maturo, che cresce anche su nuove sollecitazioni. D'altra parte, ecco, questo è importante dirlo, in questo consesso la Romagna è fortemente galicizzata in questo periodo. Siamo nel momento di grande frattura tra Ludovico il Bavaro e anche Giovanni XXII, e quindi c'è una gallicizzazione delle cariche curiali, quindi che secondo me storicamente giustificano anche le accelerazioni gotiche in senso anche transalpino da parte di questo artista che si riconosce anche nel cappellone. Siamo nelle Marche, qui vedete come si irradia la cultura riminese, siamo nel cappellone di Tolentino. Guardate che belli anche questi esempi. Poi ecco un edificio al quale sono molto affezionato, distrutto invece a Ravenna, ma di cui abbiamo le fotografie, e dove si impalca proprio le scene dell'Anticristo all'interno di un giudizio universale. Vedete l'Anticristo che ordina la decapitazione di Elia ed Enoch e Michele che come dire, taglia la testa all'Anticristo, e qui si impalca, e qui diciamo che questa iconografia, che è un po' un apax iconografico, almeno a livello monumentale ovviamente, come dire, richiama il braccio di ferro tra il pontefice Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro. Entrambi si erano scagliati l'uno contro l'altro, ed entrambi si erano deposti con Ludovico il Bavaro definendo mistico anticristo il Papa l'aveva in realtà scomunicato già prima come anticristo. Ma questa è una storia complessa, magari ne possiamo parlare dopo. E poi lavorerà sempre a Ravenna in Santa Chiara, quindi anche per le
per ordini femminili, ma si arriva poi alla fine ad un pittore che in qualche modo incarna al meglio, se vogliamo, però un po' meccanico, insomma la qualità è molto diversa, di Giovanni Baronzio, molto documentato, muore nel 1349 e lavora, secondo me, per come l'ho ricostruito anch'io, perché me ne sono occupato, per la committenza anche più sofisticata, per Gozzo dei Battagli, che se ne stava ad Avignone, poi tornava, un pittore, e qui mi piace farvi vedere il dossale diviso tra Roma e Rimini prima e dopo il restauro, quindi guardate quanto è smagliante questa tavolozza, e poi il bellissimo dossale Vita Panel alla fin fine del Battista, con la Madonna in trono che tiene il bambino, questa cavalletta enorme appunto per ricordare il periodo nel deserto. E quindi arriviamo a Bologna e tendiamo ad arrivare alla fine. Se Rimini, come dicevo, è, come vedete, giottesca in qualche modo, declinando tutte le possibilità di Giotto, Bologna invece, a parte un primissimo e fugace momento, ancora duecentesco, dove in questa Madonna si era persino pensato, c'è che chi aveva giurato in qualche modo, in realtà giurato no, con un punto interrogativo, persino il nome di Giotto, in realtà questo è come dire, l'esprit di Bologna alla metà del XIV secolo. Questo era definito il cavaliere nero della pittura padana, perché vedete come è in qualche modo il Cristo inscheletrito, è come se un'area di morte sembra quasi dilagare su tutti i personaggi, come diceva Carlo Volta. È il maestro del 1333 che si trova al Louvre e che però ha degli agganci fortissimi ancora una volta con la cultura d'Oltralpe. Siamo nel momento in cui in qualche modo a Bologna Bertrando del Poggetto, il nipote di Giovanni XXII, fa costruire la propria rocca, quindi ci doveva essere un momento di grande internazionalità. Non a caso Castelnuovo parlava di Bologna come Avignone. Qui vi faccio vedere appunto un avorio francese e vi faccio vedere però quanto può essere concitato il ritmo dei bolognesi, che dei bolognesi va detto in primissima istanza che nel primo Ottocento a Bologna ci lavorerà anche Francesco da Rimini, un altro pittore importante, a volte identificato come il maestro di Verrucchio, quindi un pittore riminese che in qualche modo cerca di conquistare, come dire, il territorio bolognese. Quindi vedete questi, ancora una volta, questo è lo pseudo Jacopino di Francesco, temi longhiani affrontati nella sua ricostruzione del Trecento bolognese, ma vedete quanto sia tutto assolutamente antigiottesco in qualche modo. Quindi c'è in qualche modo, in prima istanza, a Bologna una sorta di atteggiamento refrattario nei confronti della pittura toscana bolognese. Questo ancora una volta lo pseudo Jacopino, il maestro di Politici. Guardate quanto è funereo è questa Pietà. E ancora una volta vedete con lo pseudo Dalmasio invece di Filadelfia i rapporti con la cultura non italiana. Ancora la deposizione Visconti di Modrone, che è passata di recente sul mercato antiquario, e vedete ancora i rapporti con l'arte transalpina. Però Giotto aveva probabilmente lasciato questo politico che è nella Pinacoteca di Bologna per la Rocca di Galliera, cioè proprio per il Papa Giovanni XXII, che stava cercando di tornare in Italia, e poi però i bolognesi gli faranno distruggere la Rocca e non se ne farà più nulla. Però questo politico non fa scuola subito, la farà proprio con Vitale, per una fase di Vitale, anche Vitale è assolutamente disarticolato e violento, però c'è a un certo punto, come dire, cerca di far pace, insomma, anche con Giotto, e nella Madonna cosiddetta dei Denti, qui alla metà del secolo in qualche modo sembra come dire, cercare di riecheggiare la monumentalità di Giotto, anche se rimane sempre in questo bambino così assolutamente vispo un atteggiamento come dire non risolto in termini pienamente giotteschi in senso classico. Guardatelo ancora qua, e queste cose sofisticate, la Madonna del Louvre ci indicano chiaramente un rapporto con le cose francesi, ancora una volta con manufatti francesi, ma vedete appunto come anche Vitale è assolutamente disarticolato, in palca, in verticale, cose assolutamente antigiottesche, fino ad arrivare ad un suo allievo,
Simone Di Filippo, che lavora fino allo scadere del secolo, aprendo in realtà ad una Bologna nuova, e vedete quanto sia umoristica questa pittura, popolare. Ecco, questi sono gli aggettivi giusti per la pittura in qualche modo bolognese, che è stata esaltata da Roberto Longhi. E che era stata totalmente azzerata da Vasari. Per Vasari questa roba non esisteva, era talmente non giottesca che la scuola bolognese non esiste, non viene citata, eppure Vasari lavora a Bologna più di una volta. Vi faccio vedere, e qui chiudo in realtà per aprire al tardo gotico di cui anche la Usai parlava, cioè la Madonna già Agosti Mendoza di Jacopo di Paolo, perché con Jacopo di Paolo e Jacopo Avanzi prima si apre il neogiottismo. Il neogiottismo, che è una categoria assolutamente pertinente nel caso bolognese, perché si recupera Giotto a fine secolo. Quindi non c'è niente di più interessante nel vedere questo passaggio giottesco a Rimini e poi in realtà questa fioritura antigiottesca, in qualche modo in polemica giottesca a Bologna, e poi una ripresa, una fiammata giottesca di fine secolo, di pieno 400, un pittore che muore nel 1425 e che poi verrà, come dire, tutta questa cultura viene azzerata da Giovanni Faloppi da Modena, poiché appunto apre con la Cappella Bolognini ad una nuova era, ed è quella che in qualche modo coincide con il regno di Sardegna e di Corsica. Siamo in quel periodo che coincide con quel momento. E ovviamente c'è però anche la pressione dei veneziani. Ricordo un documento che dice che per fare il comune vuole far eseguire un politico e dice bisogna andare a Venezia perché lì sono maestri nella produzione di quelli. In effetti nel 1350 Paolo Veneziano ne eseguirà uno per gli Agostiniani e così e poi per la stessa altare maggiore dello stesso ordine lo stesso Lorenzo Veneziano, quindi un antagonismo in qualche modo molto forte. E grazie, scusate se forse ho rubato un po' troppo tempo. Siamo noi che ringraziamo te, Fabio, per aver dipinto un quadro così ricco, ben delineato, che Ah sì, scusa. Ah, ok. Bene, mi sentite? Immagino di sì. Bene, grazie a te, Fabio, per aver costruito una relazione che ha riassunto in breve tempo quelle che sono le complessità di una pittura che ovviamente segue un discorso culturale molto più ampio. Giottismo, antigiottismo, che due linguaggi che in qualche modo coesistono in due territori molto vicini, e giotteschi che giungono in quel territorio, che vengono interpretati in modo diverso, respinti talvolta guardando anche oltraltre, come ampiamente ci hai dimostrato. Quindi grazie per questa relazione, forse echi giotteschi che non giungono qui in Sardegna all'inizio del XIV secolo, nel primo ventennio del XIV secolo, come dimostrabile e come è documentato in altri territori, come il territorio bolognese e il territorio riminese in particolare, però echi giotteschi che sono percepibili anche nell'inoltrato Trecento, in particolare a mio avviso, credo che condivida anche la professoressa Usai questi aspetti, anzi sicuramente li condivide, ne abbiamo parlato, abbiamo scritto insieme anche di questi aspetti nella chiesa di Santa Chiara a Oristano. Peraltro ora questi echi giotteschi giungono non direttamente. Qual è il medium? Un medium iberico, un medium italico? Ne abbiamo riflettuto in più di una circostanza. Penso agli affreschi di Orosei, che ha studiato in diverse occasioni la professoressa Usai, questi echi giotteschi che forse giungono per tramite non più italico, ma per tramite dalla penisola iberica, pensando a Ferrer Bassa e la scuola che segue questo pittore. Comunque c'è una pubblicazione della professoressa Usai in corso di stampa su questo argomento, quindi aspetteremo la stampa di questo interessantissimo, a mio avviso,
articolo su un ciclo pittorico di non qualità altissima, devo dire, ma dal valore storico-artistico e documentario decisamente rilevante. Ora ritorniamo, non ci siamo mai spostati dall'area nord-tirrenica, dall'area italica sostanzialmente, ma ritorniamo nello specifico nell'isola di Sardegna, nel territorio oggetto del nostro studio, con Alberto Virdis, che è Research Postdoctoral Fellow presso il Center for Early Medieval Studies del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di Brno, con una borsa Marie Curie, un individual fellowship finanziata dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica Ceca. Alberto Virdis ci conosciamo da diverso tempo, si è formato uno studioso affermato per lo studio delle dinamiche storico-artistiche legate alla pittura del XII e XIII secolo, si è formato all'Università Cagliaritana di Cagliari, si è specializzato all'Università di una scuola di specializzazione di Parma, ha conseguito, prima di conseguire il PhD ha avuto un'esperienza nella John Hopkins University a Baltimora, negli Stati Uniti. La sua tesi dottorale, discussa ormai alcuni anni fa, nel 2019, aveva come oggetto di studio il ruolo del colore nel XII e XIII secolo, teorie e applicazioni dell'arte della vetrata. Infatti Alberto Virdis, i temi particolari di interesse e di ricerca sono quelli legati alle interazioni culturali mediterranee e medievali nel Medioevo centrale e soprattutto lo status, la condizione del colore nell'estetica medievale fra teologia e cultura tecnica in relazione soprattutto alla produzione delle vetrate. All'attivo a diverse pubblicazioni su questi argomenti, sulla pittura medievale tra il XII e XIII secolo. Mi piace ricordare una monografia su San Nicola di Trullas, gli affreschi, intersezioni mediterranee nella Sardegna del XIII secolo, con una bella presentazione di Herbert Kessler, pubblicato per i tipi di Aracne a Roma nel 2011. Ora in questa sede, in questa tavola rotonda, entreremo nello specifico di alcuni argomenti particolari. Il tema di cui parlerà stasera Alberto Virdis è legato a Costantino, santo e imperatore nella Sardegna tardo-giudicale, immagini e rappresentazioni del potere nell'arborea del XIV secolo, quindi nel 1300, che si cala pieno della tematica della nostra tavola rotonda. Analizzerà questa peculiare, particolare iconografia attestata in Sardegna nel XIV secolo, ove, come vedremo, ci proporrà un'ipotesi di lettura iconografica in chiave storico-politica. La parola ad Alberto Virdis e grazie per la partecipazione, per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, grazie a te Andrea, insomma, grazie a tutti voi per la partecipazione. Saluto i colleghi qui presenti, ma soprattutto insomma, tutti gli ascoltatori che nelle varie reti e dalle varie piattaforme stanno dedicando queste ore ad ascoltare i nostri interventi. Quindi, come già anticipato, proverò a fare un piccolo affondo su alcuni aspetti delle rappresentazioni del potere tramite le immagini proprio nell'arborea del XIV secolo. Vado ad aprire la presentazione. Ok. Ok, chiedo conferma che sia in visione a schermo intero. Perfetto, grazie. La riportiamo all'inizio. Chiedo scusa per appunto parlare di alcuni esempi della rappresentazione del potere nell'arborea del XIV secolo tramite le immagini. Si tratta di un tema di ricerca che condivido, anzi
ho preso, un po' seguendo quelli che è uno dei principali interessi di ricerca della collega amica Nicola Feusai, per mostrare insomma anche come l'interesse dei ricercatori non è chiuso diciamo all'interno dei propri studi, all'interno dei propri computer, dei propri libri, ma è sempre frutto di uno scambio sempre proficuo e sempre molto piacevole, uno scambio di idee, uno scambio di opinioni e di pareri. Come già forse qualcuno potrà vedere o capire dalle immagini, è Mariano IV, il celebre Mariano IV, giudice di Arborea, il protagonista assoluto insomma, di questa presentazione. Prima di addentrarci però proprio nel cuore di quelli che sono i fatti legati al periodo del regno giudicale di Mariano, vediamo con una rapida carrellata vorrei mostrare quelli che sono stati gli effetti della committenza legata alle opere artistiche da parte dei sovrani giudicali che hanno preceduto Mariano. La prendo non troppo lontana, partiamo da Mariano II, uno dei predecessori di Mariano IV sul trono giudicale, uno dei suoi avi, al quale dobbiamo per esempio la probabile committenza degli affreschi che si trovano, sono stati rinvenuti nell'abside della cattedrale di Dorianova, nel San Pantaleo, dove appunto Mariano II è menzionato qui in epigrafe. È una breve carrellata, quindi non mi soffermo su questi esempi. Ancora Mariano ritorna, viene menzionato nell'epigrafe, che si trova appunto murato nella facciata della chiesa di San Pietro di Zuri, presso Vilardo, sulle sponde insomma, del lago Modeo, celebre per l'intervento di smontaggio e rimontaggio per anastilosi che avvenne negli anni 30, insomma, negli anni 20, al momento della realizzazione dell'invaso artificiale dell'Omodeo. Ancora la committenza di Mariano la ritroviamo nella città giudicale, nella capitale giudicale di Oristano, con il rifacimento della cinta muraria di cui oggi resta la torre, appunto, che è ricordata con il suo nome appunto nella cittadina di Oristano. Ancora per quanto riguarda poi i successori, importanti e munifici benefattori che legarono nella committenza della famiglia giudicale all'ordine francescano e all'ordine clariano, quindi quello delle clarisse, la dobbiamo a Ugone II e Pietro III, appunto, che contribuirono a rinsaldare, a creare questo legame tra la famiglia giudicale e i due ordini mendicanti. In particolare nella chiesa di Santa Chiara, in Oristano, troviamo l'epigrafe, la lapide, insomma l'epigrafe funeraria di Costanza di Saluzzo, morta nel 1348, appunto la moglie di Pietro III, che trascorse dopo la vedovanza, cioè durante la vedovanza, dopo la morte del consorte Pietro III, trascorse gli ultimi anni della sua vita. E qua mi limito, insomma, a segnalare la presenza dello stemma della famiglia dei Basserra, lo stemma di partito con l'albero dei radicati, diciamo, degli Arborea, affiancato ai pali catalani. E con questa lapide arriviamo qua alla metà del XIV secolo. L'opera, appunto, su cui vorrei concentrare la mia attenzione è il ben noto politico di Ottana, già citato precedentemente nell'intervento appunto della professoressa Usai, importante per essere forse uno degli esempi qualitativamente più elevati della pittura prodotta in Sardegna nel XIV secolo. Si tratta di pittura su tavola, come è ben evidente, una tempera su tavola, un politico a più scomparti, tre grandi tavole di foglia rettangolare sormontate da queste cuspidi. Il soggetto principale è rappresentato dalle figure di San Francesco e di San Nicola, sulla sinistra e sulla destra dello scomparto centrale, e con storia delle rispettive vita di San Francesco, appunto, nei vari riquadri della tavola posta sulla sinistra, e vita di San Nicola, vita e miracoli di San Nicola nella parte destra. Soffermo la mia attenzione su quanto rappresentato però nella cuspide centrale, sia qui, dove troviamo un'immagine della Vergine in trono, coronata, la donna col bambino, affiancata da due personaggi, quindi su scala minore, la cui identità è confermata da questa epigrafe dipinta nel soppedaneo del trono della Vergine. Questa appunto epigrafe che qui messo in risalto in questa cornice gialla. Sulla sinistra troviamo la raffigurazione di Frater Silvestre, come recita l'epigrafe in latino, quindi frate Silvestro, francescano, ma soprattutto vescovo di Ottana. Il politico, infatti, si trova nella cattedrale romanica di Ottana. Frate Silvestro, il vescovo di Ottana, a sinistra, e sulla destra abbiamo il Dominus Marianus de Arborea, Dominus Gociani et Marmille, quindi il signore Mariano di Arborea, signore del Goceano e della Marmilla, due
due territori, insomma due curatorie in cui era suddiviso il regno di Arborea, il quale appunto quest'opera, ci dice l'epigrafe, fecit fieri, quindi fece realizzare, quindi sappiamo che qui Mariano si configura come committente, rappresentato in abiti nobili, secondo fattezze di una bellezza giovanile, di tipo realizzata, lunghi capelli biondi che ricadevano sulla nuca. Viene Mariano raffigurato non in quanto giudice, perché verosimilmente quest'opera fu realizzata prima che Mariano salisse al trono giudicale, ma quando era ancora Don ed era stato insignito del titolo di signore dell'Oceano e della Marmilla. Questo permette di fare una piccola puntualizzazione sulla datazione che rimane tuttora aperta. Abbiamo dei puntelli cronologici, come già suggeriva appunto la professoressa Uday precedentemente, uno rappresentato dal 1344, l'anno in cui il vescovo Silvestro è già morto, quindi sappiamo che l'opera fu realizzata prima di questa data, e fu realizzata a partire da quale anno? Il 1338 oppure il 1339? Allora, nel 1339 sappiamo che Mariano riceve, diciamo, da parte del re d'Aragona il titolo di conte di Gocerno e della Marmilla. In questa epigrafe lui si fa, diciamo, nominare, si fa descrivere come dominus, con un titolo quindi meno specifico. Questo potrebbe significare due cose diverse. Qua siamo davanti a due tesi formulate dagli storici, due tesi contrastanti. Potrebbe essere che quest'opera, non riportando il titolo di conte, di Mariano come conte dell'Oceano della Marmilla, ma genericamente come dominus, sia stata fatta prima del 1339, l'anno in cui ricevette il titolo di conte. Oppure ancora, questa è un'altra teoria, è possibile che il titolo di dominus riprendesse, diciamo, un'intitolazione che già Mariano IV, il futuro Mariano IV, aveva ricevuto dal padre, da Ugone II, quindi un titolo di signore di questi territori, che quindi abbia voluto preferire, diciamo, il titolo, potremmo dire, autoctono, che derivava dal potere giudicale, piuttosto che non il titolo comitale, che derivava invece dal potere aragonese, che appunto l'aveva infeudato di questi territori. Si tratta di due tesi contrastanti, magari avremo modo di parlarne, ma due tesi che consentono di portare avanti due datazioni un po' diverse. La datazione comunque è ancora materia di discussione, quindi è ancora materia di ricerca. Tra gli altri elementi che mi piacerebbe sottolineare vi sono questi. La presenza di questo connubio tra Francesco e San Nicola, quindi potremmo dire il santo più attuale, più moderno, che incarnava la religiosità del mondo occidentale, e il santo della tradizione, fortemente legato in Sardegna, potremmo dire alle antiche origini bizantine, ma un santo che, come noto, proveniva da Mira, il cui culto era radicato a Bari, il cui culto era ben diffuso in particolare nell'area adriatica, nel mondo balcanico, in aree di più o meno maggiore vicinanza con il mondo bizantino. Questa unione fra Francesco e Nicola ritorna in vari altri luoghi. È molto diffuso appunto in area balcanica nel 1300, ma lo troviamo per esempio in tempi non troppo distanti da quelli della realizzazione del Polittico. Siamo all'inizio del XIV secolo, proprio ad Assisi, nella Basilica Inferiore, dove nella cappella di San Nicola troviamo questo connubio, questa unione fra San Francesco e San Nicola, nei dipinti di questa cappella, fatta realizzare dal cardinale Napoleone Orsini. Napoleone Orsini, che appunto era parente, era nipote del pontefice Niccolò III, particolarmente devoto a San Nicola, e ricordiamo che Niccolò III, prima di diventare pontefice, a Niccolò III fu affidata una missione, diciamo una sorta di tentativo di poter conciliare la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Quindi fra questa unione di Francesco e Nicola si può forse poter vedere un tentativo di creare un connubio fra i due mondi, e in Sardegna anche, per quanto riguarda la Palla di Ottana, un riemergere di un elemento che era proprio del sostrato della tradizione bizantina. Questo riemergere di elementi del sostrato della tradizione bizantina lo troviamo anche in un ciclo pittorico della metà del 300, quindi grosso modo coevo della Palla di Ottana, sicuramente un po' più tardo, ma anche qua la datazione è sempre un po' difficile da precisare ad annum, in maniera quindi specifica. Lo troviamo nelle pitture che ornano l'interno della piccola cappella del castello di Serravalle, a Posa, dentro la cinta muraria di Posa, quella chiesetta oggi nota col nome di Nostra Signora de Sos Regnos Altos, in cui sono presenti immagini
varie figure di santi, immagini della vita di Cristo, vite di santi francescani, il tema dell'incontro dei tre vivi con i tre morti, non legate da un unico filo narrativo, insomma, il cui studio è ancora aperto, anche questo è uno studio che condivido piacevolmente sempre con la collega Nicoletto, ma mi soffermo non tanto sull'intero ciclo, perché non avremmo il tempo, quanto su una specifica immagine. La troviamo in controfacciata, qui dove indico con il cursore, sperando che sia visibile, e qui più in grande. L'immagine di Costantino, raffigurato col capo coronato, quindi nelle vesti di imperatore, ma anche di santo, iconografia tipicamente bizantina, non presente in Occidente, accanto alla madre Sant'Elena, ai due lati della vera croce. L'immagine, questa icona, Costantino ed Elena, ai lati della vera croce, deriva chiaramente dalla leggenda dell'invenzione, cioè del ritrovamento della vera croce in Terra Santa, di cui protagonista proprio Sant'Elena. Si tratta di un'immagine larghissimamente diffusa in tutto il mondo orientale. Una rapidissima carrellata di immagini ci farà vedere la persistenza di questo tema. Andiamo dai mosaici di Osius Lucas in Grecia, nel 1000, nel XI secolo, pitture murali a Cipro, XII secolo, poi vedete l'iconografia è sempre quella, simile, no? Costantino ed Elena, capo coronato, e aureola ai due lati della vera croce. Ancora in un'icona del Sinai, questa più tardi, nella fine del XIII secolo, ancora in pitture di area balcanica, qua siamo in Serbia, in un monastero di fondazione regia, quindi ancora il legame con la committenza regia, e qua sempre Costantino ed Elena. Ancora in questi affreschi dal monastero di Gracianza, nell'odierno Kosovo, siamo attorno agli anni 20 del 300, quindi non troppo distanti dall'età delle pitture di Bosa e della Pala di Ottana. Altra fondazione regia fondata dal re serbo Stefano Milutin, che era figlio del re serbo, suo padre, Uroš I, che si sposò con Elena d'Angiò, esponente della casata degli Angiò napoletani, i quali si fanno ritrarre, fra l'altro, in vesti di monaci, appunto Elena d'Angiò e il re Milutin, in questo ciclo di testi. Quindi abbiamo questa persistenza dell'iconografia di Costantino ed Elena, che, vediamo subito, ritorna in Sardegna anche un altro esempio, l'architrave della chiesa cattedrale di San Pietro Extramuros, sempre a Bosa. Qua vediamo un ingrandimento nell'architrave in calcare, troviamo al centro questa immagine che è stata interpretata con la figura di Costantino, imperatore e santo, che tiene in mano la croce. Come tutto questo si ricollega alla Pala di Ottana da cui è partito il mio ragionamento, il mio discorso. Questa che faccio è un'ipotesi ovviamente sempre passibile di discussione, di essere rivista, di critica, eccetera, come sempre e come tutto per fortuna. Le figure della cuspide di Ottana sono tutte figure sacre, cioè le figure sacre sono tutte coronate, quindi c'è comunque un richiamo, un rimando alla presenza del potere. Mariano, Don Michello, si fa raffigurare davanti a un personaggio sacro di nome Silvestro e un'altra santa, sempre coronata, che viene interpretata dagli storici finora in maniera un po' discordante. Potrebbe essere Sant'Elena, può dire l'ipotesi della professoressa Renata Serra, oppure, secondo altre ipotesi, potrebbe essere Santa Elisabetta di Ungheria. Lasciando per un attimo in sospeso questa ipotesi iconografica, l'idea di un Mariano davanti fra Silvestro e Sant'Elena, o anche mettiamo soltanto davanti a un solo Silvestro, è possibile che fosse una volontà da parte di Mariano di riproporsi con un novello Costantino, una nuova incarnazione di Costantino. E, diranno gli ascoltatori, che c'entra Costantino con Silvestro? Bene, nella storia e nella tradizione, padre Silvestro I era il padre contemporaneo dell'imperatore Costantino, colui il quale, secondo la biografia leggendaria di Costantino, scritta da parte pontificia, con il quale avrebbe battezzato l'imperatore e addirittura l'avrebbe convertito al cristianesimo. Come è ben noto, poi la finto documento noto come donazione di Costantino è il documento su cui la Chiesa basava il proprio potere temporale. Quindi questo legame fra Costantino, Silvestro e forse anche Sant'Elena potrebbe essere una chiave di lettura per vedere questo Mariano che si ripropone come Costantino. E perché mai come Costantino? Per un possibile richiamo a quello che era, secondo i giudici, l'antica fonte da cui derivavano la loro sovranità regia, da 400-500 anni prima, in quanto
appunto il potere giudicale in qualche maniera deriva lontanamente dalla ripartizione di una Sardegna che fino al 900, fino al 1000, insomma, questione difficile, era ancora bizantina. Quindi un richiamarsi a quella che era l'autorità del loro potere sovrano, del loro potere regio, quando? Proprio a metà del 300, quando il potere della Gorea veniva costantemente minacciato dall'inasprirsi delle tensioni con la corona d'Aragona. Tratta di argomenti ovviamente complessi, suscettibili di tantissime revisioni, di un ulteriore svolgimento, insomma, delle ricerche che comunque sottopongo ovviamente come ricerca in atto, come ricerca in corso. E qui, per non andare eccessivamente più lungo di quanto già non sia, concludo e ringrazio. Grazie Alberto per questa tua relazione, già davvero interessante, la lettura in chiave storico-politica che merita indubbiamente un approfondimento ulteriore e speriamo che nasca in una pubblicazione scientifica che argomenti insomma queste tue proposte, che sicuramente arricchiscono e riempiono questa nostra tavola rotonda. Sarò breve e sintetico perché il tempo è tiranno e alle 19 dobbiamo staccare, quindi passo subito la parola alla dottoressa Carta, che è dottoranda di ricerca nel Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari, si è formata all'Università Cagliaritana con la laurea triennale, poi successivamente con la laurea magistrale in archeologia e storia dell'arte. Si è formata e ha studiato le tematiche legate all'architettura cistercense. Dai suoi studi è nato una monografia, un lavoro monografico sulla chiesa di Santa Maria di Corte a Sindia, l'architettura cistercense in Sardegna, pubblicato nel 2009 per i tipi di Iskra a Ghilarza. Le sue pubblicazioni insomma rispecchiano questi suoi interessi di ricerca che si sono ha portato le sue ricerche a convegni in Italia e all'estero, in particolare nel Regno Unito come relatrice. Al momento si trova per un periodo di studio semestrale al Center for Early Medieval Studies di Brno, in Repubblica Ceca, e la sua ricerca appunto si concentra sulla committenza femminile nella Sardegna medievale. Appunto nella sua relazione ci parlerà di committenze artistiche femminili nell'isola di Sardegna, in particolare nel 300. Chiedo a Valeria cortesemente di rispettare i tempi perché altrimenti rischiamo di sforare e non ce lo possiamo permettere con questo slot di 2 ore. Grazie Valeria e grazie ancora Alberto Vigris per la bellissima relazione. Allora, cercherò di essere il più breve possibile. Prima di tutto però fatemi ringraziare per l'invito sia al professor Pala che alla professoressa Usai e un saluto generale a tutti i convenuti a questa tavola rotonda. Partirei subito con la condivisione di una serie di immagini che ho preparato per l'occasione e che, come già vi anticipava insomma, il professor Pala, fanno parte di un più ampio progetto di ricerca che sto portando avanti per il dottorato e che si concentra proprio sulle committenze femminili nella Sardegna medievale. Un discorso sicuramente abbastanza complesso, oltre che affascinante, però che riporta alla luce tutta una serie di problemi, tra i quali peraltro il fatto che comunque come tematica non è stata mai fino in fondo approfondita dalla storiografia. I primi passi dal punto di vista della ricerca sicuramente sono stati fatti su quelle che sono le fonti scritte e materiali di cui possiamo fornirci. Le prime testimonianze risalgono al X-XI secolo, si tratta di fonti materiali, nello specifico delle epigrafi cosiddette medio-elleniche, mentre poi per i secoli successivi possiamo fare riferimento ad altre fonti per la ricerca che vedete ben sintetizzate in questa slide. Il Liber o Libellus Iudicunturitanorum, il Codex Diplomaticus Sardigne, il Codice delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Sardegna e poi ovviamente i Conlages.
Prima di parlarvi di alcuni casi studio che ho scelto per questa sera, vorrei sottolinearvi molto velocemente un primo problema che ho riscontrato in fase di ricerca, ossia quello di comprendere effettivamente quale sia il ruolo ricoperto dalle donne in epoca medievale. Un ruolo che non dobbiamo pensare semplicemente come ruolo politico, ma che poteva essere o che potrebbe risultare anche economico o socioculturale. Al di là della definizione, insomma, di regina consorte, che tra l'VIII e il IX secolo è un po' identificata come avente una sola funzione onorifica, per così dire, abbiamo poi due diversi casi che si palesano nella storia medievale sarda, ossia il caso della regina reggente e della regina titolare di diritti. Fino ad oggi le ricerche che sono state condotte in questo senso puntavano un po' a limitare quello che era il ruolo effettivamente delle figure femminili, anche di giudicesse che in qualche modo sono passate alla storia per la loro importanza. Un documento, tuttavia, sul quale ho in diverse occasioni soffermato la mia attenzione, ossia una lettera che Benedetta, giudicessa di Cagliari, scrive al pontefice, mi fa sospettare in qualche modo che la libertà di queste donne committenti o pseudo-committenti possa essere molto più ampia rispetto a quella che è stata tratteggiata fino a questo momento, se non altro perché proprio la giudicessa fa riferimento a una sorta di consuetudine o comunque parla del suo ruolo in qualità di giudicessa come se gli fosse stato affidato in qualità di usanza in qualche modo tipica. Ovviamente questo è un caso che andrebbe attenzionato con maggiore attenzione, però in qualche modo ci dà l'idea di quanto la panoramica rispetto al ruolo delle figure femminili possa comunque dare nuove chiavi di lettura. Procedendo invece per quanto riguarda proprio gli esempi che questa sera gradivo condividere con voi, ho scelto di iniziare il mio discorso sul XIV secolo proprio da un episodio dal quale non si può prescindere nella storia dell'arte isolana, ossia appunto il caso della chiesa di San Pietro di Zuri. In questa chiesa, vedete sulla facciata, è riportata un'epigrafe che ci consente di tracciare le linee generali per la costruzione e la consacrazione della stessa chiesa. Al di là dell'anno, il 1291, in cui la fabbrica appunto è stata consacrata, l'epigrafe ci colloca cronologicamente la presenza anche delle figure di Mariano, giudice d'Arborea, e dell'episcopo Giovanni come vescovo appunto di Santa Giusta. Quello che interessa a noi però in questa sede sono le ultime frasi dell'epigrafe, quando si parla della badessa Sardigna della Con. Infatti la costruzione viene attribuita proprio, dice l'epigrafe, al tempo in cui era operaia la badessa Domina Sardigna della Con. Non sappiamo effettivamente chi fosse questa donna, al di là dei dati che ci vengono dati appunto dall'epigrafe stessa. Probabilmente era legata con legami di parentela direttamente alla famiglia giudicale. Quello che è interessante però è che alcuni propendono per l'ipotesi che nella raffigurazione dell'architrave, questo che vedete nell'immagine, nello specifico in questo personaggio prostrato e quasi introdotto da un'altra serie di personaggi che con tutta probabilità sono apostoli, si potrebbe riconoscere proprio la figura della badessa. Ovviamente si tratta di un'ipotesi che peraltro non è suffragata da altro tipo di insomma, evidenze. Se non per il fatto che gli abbigliamenti sembrerebbero tipici del mondo monastico e la posa che in qualche modo sembra quasi consentire al personaggio di essere introdotta alla presenza della Vergine col bambino e di San Pietro, che è il titolare della chiesa stessa.
Non è l'unica iconografia evidentemente presente nel San Pietro di Zuri, peraltro anche l'identificazione delle altre iconografie lascia ancora aperti alcuni problemi legati soprattutto all'interpretazione di queste rappresentazioni scultoree. Calandoci poi nella realtà definitivamente del XIV secolo, abbiamo ampiamente cronologicamente definito questo secolo come un secolo di grandi lotte, di grandi battaglie, di cui i primi protagonisti furono proprio i giudici della casata d'Arborea, a partire da Mariano IV, che in qualche modo intenta una politica anti-aragonese nei confronti appunto contrariamente a quello che avevano fatto i suoi predecessori fino a questo momento. A continuare questa politica, per così dire, anti-aragonese saranno poi i suoi due successori, i figli prima Ugone III e poi Eleonora d'Arborea. La successione al trono, infatti, in questo caso prevederà alla morte di Mariano IV la salita al trono di Ugone III, che morto in maniera violenta verrà sostituito dall'unica erede femminile rimasta in vita, appunto Eleonora d'Arborea. Prima di soffermarmi sulla figura di Eleonora, però, vorrei ricordare anche che abbiamo alcuni documenti che ci testimoniano alcuni oggetti di proprietà di un'altra figura molto importante nel XIV secolo, ossia la madre della stessa Eleonora, Timbors. A lei sono attribuiti un gruppo di oggetti anche particolarmente ricchi e lussuosi, che vengono elencati in maniera assolutamente dettagliata in una lettera, in un documento redatto a Barcellona nel 1362. Cosa ci testimonia questo documento? Le proprietà di Timbors, anche se purtroppo non ci dà nessun altro tipo di informazione rispetto a che cosa effettivamente fosse questo gruppo di oggetti, se si trattasse di una dote per i futuri figli, per i figli, o se effettivamente si trattasse di proprietà proprie della giudicessa d'Arborea, così come nel documento peraltro viene menzionata. Arrivando finalmente a parlare di Eleonora, sappiamo che orientativamente nacque intorno al 1340 e si sposò in qualche modo in tarda età nel 1376, quando appunto divenne la moglie di Brancaleone Doria. Già nel 1381 Eleonora aveva iniziato a in qualche modo accostarsi al trono giudicale, quando il fratello Ugone III per malattia sembrava quasi destinato alla morte. E c'è una serie di corrispondenze proprio con Pietro IV il Cerimonioso e la consorte, nelle quali Eleonora prega proprio il re in qualche modo di agevolare la salita al trono del proprio erede Federico, nato in quegli anni, insomma. Quando di fatto poi Ugone III e la sua unica discendente vengono uccisi, nel 1383 Eleonora in qualche modo fa proclamare dalla corona dei Logu il proprio figlio giudice, erede, e lei diventa giudicessa reggente. Scusate. L'importanza, diciamo, di questa fase storica in cui vive Eleonora è testimoniata da una serie di sculture e di rappresentazioni scultoree che nel 1984 Francesco Cesare Casula riuscì a individuare nella chiesa di San Gavino a San Gavino Monreale, nel sud Sardegna. Queste rappresentazioni scultoree, secondo lo studioso, sarebbero effettivamente sarebbero la rappresentazione di 4 personaggi della casata giudicale d'Arborea, e nello specifico Mariano IV, il figlio Ugone III con l'erede Benedetta, che non diventerà mai erede, e infine proprio Eleonora d'Arborea e il marito Brancaleone Doria.
Questa è l'effigie di Eleonora, che viene rappresentata con dei lunghi capelli sciolti e con un abito che ricorda abbastanza fedelmente quelle che sono le mode trecentesche. Se accettiamo l'identificazione di Francesco Cesare Casula, dobbiamo porci una domanda successiva, ossia chi è stato il committente di queste raffigurazioni? Se è vero che si tratta infatti di Mariano IV e di Ugone III, tra l'altro Ugone III rappresentato in una scena di forte pathos, perché sarebbe rappresentato con la figlia, quasi a sottolineare quello che fu il destino triste e comune che li unì, cioè la morte, ci sarebbe da chiedersi se effettivamente non si tratti di, non si possa ipotizzare di identificare Eleonora d'Arborea come la committente di queste opere. Sicuramente il caso appena citato della chiesa di San Gavino rappresenta un ottimo esempio rispetto a quella che è la committenza, forse femminile, nella Sardegna del XIV secolo. Sicuramente siamo davanti ad un tipo di rappresentazione del potere di una famiglia giudicale che in questo secolo in qualche modo lotta per la supremazia e per il proprio potere. Grazie mille della vostra attenzione. Grazie Valeria per aver riproposto ipotesi già avanzate qualche tempo fa con una nuova anche riflessione critica sulla quale sarà bene anche soffermarsi. Ora diciamo che scollineiamo, andiamo verso il 400 e ci caliamo proprio in una realtà storica, come ha sottolineato il professor Soddu all'inizio della nostra relazione. Nel XV secolo, e daremo la parola allo storico dell'arte Mauro Salis, che è ricercatore affiliato all'Institut Català de Recerca en Patrimonio Cultural a Girona, in Spagna, e inoltre docente a contratto all'Università di Cagliari e all'Università di Sassari. Oltretutto, attualmente è consulente della direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura nel campo della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici. Mauro, il professor Salis, si occupa di pittura dei secoli XV e XVI e di scultura lignea, quindi scultura in legno dei secoli XV e XVIII secolo, nell'ottica in particolare della circolazione dei manufatti, con uno sguardo alla circolazione dei manufatti all'interno del Mediterraneo, con uno sguardo privilegiato alla direttrice meridionale Sardegna e Levante iberico. Studia l'iconografia, l'impatto sociale e culturale delle immagini mariane e le loro trasformazioni lungo le rotte sempre del Mediterraneo occidentale. Tra le varie pubblicazioni anche importanti, pubblicate in riviste internazionali e di classe A, peraltro, ricordiamo la più recente monografia pubblicata nel 2020 sulla scultura in legno in Sardegna nei secoli XV e XVI, che si cala pieno in quello che è il titolo dell'intervento conclusivo di questa nostra tavola rotonda, 400 artistico sardo tra tardogotico e rinascimento. Darei subito la parola al professor Salis, ringraziando anche lui per aver accettato l'invito del sottoscritto e della professoressa Usai. Grazie, buonasera a tutti, un saluto ai relatori che mi hanno preceduto e a quanti ci seguono attraverso la diretta online e un ringraziamento particolare agli organizzatori, professor Pala e professoressa Usai, per avermi invitato a questo convivio di medievisti al quale mi affaccio in punta di piedi. Così come si affacciavano in punta di piedi nel XV secolo, dalla metà del XV secolo in Sardegna, i primi elementi della modernità. Primi elementi della modernità da intendere in senso strettamente artistico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista formale, dal punto di vista stilistico.
Quindi già a partire proprio dalla metà del secolo, anni 50 del 400, che se facciamo caso, sono in realtà gli stessi anni in cui i linguaggi della modernità, che riconosciamo principalmente nel linguaggio classicista, rinascimentale, si affacciano nella penisola italiana al di fuori di quello che è la culla, insomma, in cui si è sviluppato questa nuova tendenza, che è proprio Firenze, con alcune come dire, esternazioni sporadiche. Abbiamo visto prima, il professor Massacesi ci ha mostrato il Tempio Malatestiano, l'intervento di Alberti è proprio del 1450. Allora, quindi io vi dico queste cose perché va subito sfatato la cattiva abitudine che purtroppo possiamo riscontrare ancora in diversi manuali che si studiano alla scuola superiore e che vengono adottati anche all'università, che la Sardegna non ha, come dire, conosciuto il linguaggio classicista rinascimentale nelle stesse tempistiche in cui questo linguaggio è stato conosciuto in altre aree che non siano quelle dove appunto si è formato. Non è così, la questione è un po' differente, nel senso che a partire dalla metà del secolo la Sardegna è perfettamente a giorno con la conoscenza di questi linguaggi, perché giungono dall'esterno, quindi ovviamente diversi manufatti pittorici e scultori, semplicemente in Sardegna per questioni appunto storiche che ci ha illustrato il professor Soddu, per questioni socio-economiche, queste opportunità costituite da questi manufatti perfettamente aggiornati alle nuove tendenze, non vengono colte, ecco, dalla società e quindi dalla committenza sarda, che impiega, questo sì è vero, quindi molto più tempo rispetto alle altre aree della penisola italiana, ma insomma del Mediterraneo occidentale, impiega molto più tempo ad assimilare, a fare propri questi linguaggi. Quindi che cosa dobbiamo dire? Che arrivano manufatti che parlano il nuovo linguaggio rinascimentale dalla metà del 400, però non c'è la possibilità, per questioni legate alla committenza, che si sviluppino delle scuole locali che masticano e che parlano questo linguaggio, se non in una maniera molto come dire, elementare. In qualche modo anche un po' superficiale. Però che appunto questo linguaggio arrivi, la prima prova ve la mostro, abbiamo un politico, un retablo cosiddetto, come ci ha già detto la professoressa Osai, che è il termine italianizzato che noi usiamo in Sardegna, che deriva dal castigliano retablo, in Catalogna si diceva retaule, che deriva poi dalla contrazione di due termini, retro tabula altaris, quindi era la tavola o l'unione di più tavole, quindi il politico che stava dietro la mensa dell'altare nelle chiese. Ecco, abbiamo questo retablo di San Bernardino commissionato dai francescani osservanti della chiesa di San Francesco di San Pace di Cagliari, che era, diciamo, il centro francescano più importante anche e ancora nel 400, ma anche nel 500 in Sardegna. Allora i committenti francescani nel 1455, fortunatamente in questo caso abbiamo il documento, stipulano un contratto con due pittori catalani, uno barcellonese e l'altro di un centro vicino a Barcellona, che sono pittori di una certa importanza a Barcellona, stipulano un contratto a Cagliari, i pittori sono Joan Figuera e Rafael Tomàs, chiedendo di realizzare entro un anno il retablo dedicato a San Bernardino da Siena,
questo retablo deve avere questa particolare caratteristica. Ora voi vedendo l'immagine vedete che è un tipico retablo come ce ne sono molti realizzati nel corso di tutto il 400 in Sardegna e anche tutto il 500, dobbiamo dire. Però ha una particolarità dal punto di vista tecnico. Nel retablo i committenti dicono che la tecnica pittorica da utilizzare deve essere quella con i colori a olio, che costituisce una novità importantissima anche nella stessa Firenze, che è la culla del Rinascimento in questi anni, una tecnica che è stata non era completamente ignorata all'inizio del 400, però non era stata affinata, viene affinata soprattutto nelle Fiandre dal Rinascimento, dai pittori, dagli artisti del Rinascimento fiammingo all'inizio del 400, poi siccome c'era un rapporto particolare economico e artistico tra la Firenze e le Fiandre, diversi centri italiani, ma adesso restiamo su Firenze e le Fiandre, pensate alle succursali dei vari banchieri fiorentini che stavano appunto in quell'area, e allora c'è anche una circolazione di artisti, quindi gli artisti fiorentini, toscani, che già parlano il linguaggio rinascimentale, adottano anche, grazie a questi scambi con i pittori fiamminghi, la tecnica a olio, che arriva in Catalogna, arriva nella penisola iberica, sempre per ragioni politiche, economiche, perché anche la Corona d'Aragona aveva importanti rapporti culturali ed economici con quell'area. E quindi in Sardegna, diciamo negli stessi anni in cui arriva a Firenze, pensate che noi abbiamo ancora alcuni manuali che dicono che insomma il perfezionamento della tecnica a olio in Italia si deve ad Antonello da Messina, che non a caso si forma appunto a Napoli con Colantonio, che aveva una cultura fiamminga, ma sarebbe grazie ad Antonello che questa tecnica a olio poi risale lungo la penisola fino ad arrivare a Venezia con l'incontro con Giovanni Bellini. Ebbene, in questi stessi anni in realtà noi abbiamo la pittura a olio anche in Sardegna, e almeno per la pittura a olio possiamo dire che poi già subito poi viene, se non come dire ben padroneggiata, però comunque conosciuta anche da artisti locali, perché i due insomma affermati Gian Figuera e Rafael Tomàs sono obbligati dai patti contrattuali a realizzare il politico a Cagliari entro un anno, e quindi per poter condurre secondo i termini stabiliti il lavoro prendono a bottega anche maestranze locali. Non sappiamo il nome preciso di questo terzo pittore, di cui comunque però riconosciamo la mano. In alcuni documenti noi abbiamo associati Figuera e Tomàs a un Antonio de Badia, in altri documenti a un Antonio Cavaro, e quindi comunque abbiamo a che fare con pittori locali. Quindi la tecnica olio arriva alla metà del secolo. Alla metà del secolo, forse negli anni 60, negli anni 70, ancora una volta grazie ai francescani, forse addirittura grazie alla persona di Giacomo della Marca, che era un importante esponente francescano che girava tutta la penisola italiana, aveva il compito di fondare nuovi conventi, quindi arriva anche in Sardegna. Prima lui negli anni 60 del 400, poi nel 70 arriva il suo più celebre come dire, diciamo collaboratore, allievo, Bernardino da Feltre, a fondare conventi. Portano con sé delle immagini sacre che poi assumono anche nel tempo un valore fondativo di quei conventi lì. E qui abbiamo, per esempio, nel convento di San Pietro, nel santuario di San Pietro di Silchi, che oggi è dentro la città di Sassari, questa Madonna, che è una Madonna che in realtà racchiude diversi linguaggi, quello del tardo gotico
primo rinascimento fiammingo, ma anche qualche inclusione del rinascimento italiano. Infatti, secondo i critici, sarebbe stata realizzata da un italiano che però ha avuto una formazione fiamminga. Riconosciamo alcuni caratteri tipici della scultura medievale ancora in questa statua, però anche di impostazione, bella solida, la forma, l'impianto, diciamo, triangolare che possiamo riconoscere, anche una semplificazione della piega e delle vesti, stanno già andando molto velocemente verso il linguaggio rinascimentale. Così come pienamente rinascimentale un'altra opera che si crede portata proprio da Giacomo della Marca nel centro Sardegna, nel santuario della Madonna di Bonacatto, quindi Bonarcado, un paesino piccolissimo, che sicuramente era ancora più piccolo all'epoca, però non dobbiamo pensare, come dire, le nostre mappe secondo quelli che sono i nostri parametri attuali. Quel paesino era comunque sede di un importante santuario, e qui troviamo questa terracotta che parla ad alta voce il linguaggio donatelliano. Infatti possiamo confrontarla con un'opera realizzata in realtà da Michelozzo, che però, ecco, è un stretto amico, collaboratore sodale di Donatello. Termino questa veloce carrellata con la Madonna di Bonaria, che tra l'altro è un altro simulacro in legno bellissimo, celebre, che ha un valore fondativo. La Madonna di Bonaria è la patrona di Sardegna, in realtà proclamata patrona dell'isola tardi, all'inizio del Novecento, 1907 se non ricordo male, 1907, però è sempre stata considerata dal momento del miracoloso rinvenimento di fronte alle sponde del convento che si trova nella omonima collina a Cagliari. Il rinvenimento sarebbe avvenuto nel 1370, in realtà qui siamo un secolo dopo, e abbiamo a che fare con una Madonna che dal punto di vista della superficie pittorica richiama ancora a un retaggio pre-rinascimentale, anche in alcuni modi di fare le pieghe, soprattutto nella parte bassa, in cui il mantello va a fermarsi sulla pedana, sul piedistallo. Però ecco, analizzando dal punto di vista formale, riconosciamo alcuni caratteri che sono tipici del linguaggio rinascimentale, perché poi la Madonna di Bonaria è stata ricondotta alla bottega degli Alemanno, che sono degli scultori di origine fiamminga, insomma tedesca, che lavorano a Napoli e che si perfezionano studiando l'opera di Francesco Laurana, un croato diremmo oggi, insomma un originario della regione zaratina, quindi vicino a Zara, quindi area adriatica, che lavora in Sicilia, lavora a Napoli, lavora in Francia, lavora nelle Fiandre, da cui gli Alemanno avrebbero preso. Francesco Laurana è un attento studioso dell'altro grande maestro del Rinascimento dopo Donatello. Qui parliamo della pittura, che è Piero della Francesca, che faceva quegli ovali perfetti che erano governati dalla geometria, e quindi vedete qui il confronto tra un volto di Francesco Laurana e quello della Madonna di Bonaria. Poi ecco, per tornare al discorso, io ho concluso, delle occasioni perse, quando gli operatori locali vogliono in qualche modo parlare anche loro questa lingua straniera, mettiamola in questi termini, la parlano a livello elementare, entry level diremmo oggi, no? E quindi abbiamo queste due statue, una che si trova a Bosa, l'altra a Borutta, in San Pietro di Sorres, e questo dipinto che proviene dalla Basilica francescana della Madonna dei Martiri a Fonni. Vedete che si cerca di parlare questo linguaggio non avendolo imparato in una maniera adeguata. E con queste opere siamo proprio alla fine del 400 e stiamo per entrare nel XV secolo. Quindi questa carrellata veloce, mi scuso anche se sto parlando insomma abbastanza così
non con calma, ma era perché volevo arrivare almeno fino a questa slide, era per far comprendere che le occasioni ci sono state, poi insomma il modo in cui vengono sviluppate è un altro discorso, è un altro paio di maniche, ma questo stesso discorso in realtà lo possiamo non applicare, lo troviamo in realtà in molte aree della penisola iberica, per prima la Catalogna, in cui allo stesso modo il Rinascimento viene iniziato a parlare in maniera adeguata alla metà del Cinquecento, ma anche in alcune aree, per esempio adriatiche o del nord Europa. Mi scuso se ho sforato con i tempi, ringrazio e saluto. Grazie Mauro, grazie. Hai sofferto perché eri l'ultimo dei relatori, quindi avevi il diritto a 15 minuti e sei stato rigoroso anche tu, quindi grazie. Semmai sono io che mi sono dilungato nella presentazione, anche quella però era doverosa dei relatori. Ora ringrazio ancora tutti, però vorrei far chiudere questa nostra tavola rotonda che è stata densa di argomenti interessantissimi. Abbiamo guardato oltre la penisola italiana, abbiamo guardato in altre aree territoriali differenti, ma non troppo lontane dall'isola di Sardegna, che merita un ulteriore studio, uno studio approfondito sulle dinamiche storico-artistiche del periodo di cui abbiamo parlato stasera. È un territorio liminare, quasi Mauro diceva, sono in mezzo ai medievisti. In realtà anche queste definizioni, questi aggettivi forse li dobbiamo abbandonare e come studiosi affrontare e prendere per le corna il toro. Grazie, vorrei fare grazie a tutti davvero, anche in particolare vorrei ringraziare l'organizzazione di Sharper con Nicola Di Mille, che è stato la nostra regia. Saluto tutti, Fabio Massaccesi per essere stato con noi e con la sua generosa partecipazione, professor Soddu per aver accolto il nostro invito, Alberto Virris che è dalla Repubblica Ceca insieme a Valeria Carta si è collegato, così come Mauro Sais. Grazie a tutti. Vorrei far chiudere questa tavola rotonda a chi con me ha pensato, ideato e organizzato questo nostro momento, che vuole essere l'inizio di una collaborazione continua, una collaborazione fra istituzioni sicuramente e persone, perché le istituzioni sono fatte di persone. Grazie davvero, io cederei la parola alla professoressa Osai per chiudere i lavori. Vi abbraccio tutti e saluto sicuramente il pubblico da casa che potrà rivedere questo nostro intervento sul canale YouTube di Unica, e ringrazio anche chi ci ha seguito in diretta sui vari canali a disposizione. Purtroppo non abbiamo il tempo, non abbiamo prestato fede alla promessa fatta, non abbiamo il tempo di rispondere alle innumerevoli domande che sono giunte in regia. Ci scusiamo, ma lo slot, siamo usciti fuori dal contenitore che avevamo a disposizione. Grazie davvero e scusate per questo inconveniente. All'apertura comunque speriamo che molti di voi abbiano conosciuto e apprezzato cose nuove e talmente interessanti che meritano senz'altro un approfondimento. Grazie davvero. Prego professoressa, io mi dilungo sempre troppo. Sì, io ringrazio i colleghi che veramente con tanta generosità hanno messo a disposizione il loro tempo e il loro sapere per condividere con noi e con chi ci ha guardato questi temi. Ci scusiamo di non poter dar spazio alle domande, in realtà anche io ne avrei avute tante per i miei colleghi, come forse avremmo fatto vedere, ci sono tanti temi, non è sicuramente una realtà monolitica, c'è tanto da fare, speriamo di poter avere altre occasioni insieme di condivisione, di confronto, sia in sede scientifica sia anche in sede divulgativa. Ringrazio anche io l'organizzazione, ringrazio il professor Pala e a risentirci prossimamente su altri canali.
Solo una Arrivederci. cosa, mi permetto di aggiungere solo una cosa, ovviamente abbiamo un'apertura via mail perché per chi volesse fare le domande i nostri indirizzi sono disponibili presso le rispettive istituzioni, quindi siamo sempre disposti, noi non ci nascondiamo dopo questa tavola rotonda, l'apertura sicuramente al pubblico, quindi scriveteci via mail e avremo piacere di rispondere alle vostre molte domande. Grazie di nuovo. Scusa Nicoletta, ma era doveroso questa indicazione suggerita peraltro da professor Soldu, che è sempre attento al pubblico che ci segue. Grazie davvero a tutti. Grazie a voi a tutti, davvero Arrivederci. grazie per l'invito, Ciao. grazie, complimenti a tutti per aver organizzato questa bella serata. Grazie. Grazie a tutti. Serata a tutti.